Ben ritrovati amici di Sei a Casa, benvenuti ad una nuova puntata. Oggi parliamo di benessere, in particolare di una spa a cielo aperto con 13 ettari di parco. Sto parlando del Parco Termale Villa dei Cedri e lo facciamo con la dottoressa Annalisa Nalin, amministratore delegato di Villa dei Cedri. Ben ritrovata. Ben ritrovata a te e anche ai telespettatori. Con il direttore commerciale Maurizio Galli, benvenuto, ben ritrovato. Grazie mille, un saluto a tutti i telespettatori. E abbiamo una bellissima ragazza con noi, è la vincitrice di Miss Terme di Colà 2018, Sara Pozzani. Benvenuta Sara, anzi ben ritrovata, dato che ci siamo viste qualche mese fa per raccontare della proposta invernale del Parco Termale del Garda Villa dei Cedri. Ora però insomma si è aperta la bella stagione, pensiamo alla primavera e all'estate, anche perché questo è davvero un momento straordinario per godere del parco e delle Celebriamo terme. La primavera, celebriamo sì, la bellezza e finalmente il caldo che torna, la vita che riprende, la diciamo. natura E appunto fiorisce. abbiamo portato Sara, la nostra, diciamo, Miss, con bellezza e personalità, perché è stata scelta per la personalità, e quindi diciamo salutiamo questa stagione con tutta una serie di anche novità, diciamo sia per gli ospiti, novità anche un po' strutturali, e quindi riapre, diciamo, questo periodo. Poi siamo proprio a ridosso, diciamo, della Pasqua, dei ponti, e quindi abbiamo tante sorprese per i nostri ospiti. Sì, ci sono diverse novità, tra cui anche la cromoterapia, giusto? Abbiamo fatto una grande manutenzione dei laghi termali e abbiamo introdotto nelle vasche, diciamo quelle calde, quelle a 37-39 gradi, alla grotta con gli idromassaggi e le docce, abbiamo introdotto tutta una serie di luci molto suggestive. Penso che poi magari arriveranno anche abbiamo anche le foto. E inoltre abbiamo aggiunto anche delle fontane. Prima nel grande lago c'era una fontana centrale, l'abbiamo accompagnata con due grandi altre fontane in modo di poter offrire poi nel periodo estivo più ristoro ai nostri ospiti. Stiamo vedendo una bellissima presentazione in immagini di quella che è l'offerta appunto del Parco Termale del Garda Villa dei Cedri, perché non si tratta solo di un bellissimo parco naturale, di piscine, laghi termali, anzi non piscine assolutamente, di un centro riabilitativo, ma anche di una villa straordinaria che ci può accogliere per un po' di relax, per passare dei giorni davvero piacevoli. Quindi si tratta di un'offerta integrata, offerte combinate, giusto? Esattamente, infatti noi all'interno del Parco Termale del Garda abbiamo sia un hotel con 27 camere, abbiamo anche degli appartamenti nelle residenze con 55 appartamenti, con la caratteristica unica che è quella che riusciamo a portare l'acqua termale pura direttamente e calda direttamente dalle fonti, dal sottosuolo, non filtrandola e non manipolandola, restano tutte le proprietà principali nell'acqua stessa. Inoltre in questo periodo stiamo facendo varie offerte per le persone che vengono anche solo in giornata, facendo delle offerte combinate tra il parco termale, il centro benessere oppure la palestra, altre cose che si trovano ovviamente tutto sul sito www.villadeicedri.it. Abbiamo realizzato che nonostante diciamo, forniamo tante informazioni sia all'entrata, alla reception del parco, che poi su internet, tutti i canali diciamo, comunicazione che utilizziamo, in realtà questi 13 ettari, questo parco, questa natura così intatta, incontaminata e la dislocazione in vari angoli diciamo, di questo piccolo, noi lo chiamiamo piccolo paradiso, per tanti clienti, per tanti ospiti è ancora novità molti dei servizi che in realtà offriamo e diamo per scontati, e quindi abbiamo proprio pensato di creare delle combinazioni in modo che quando le persone poi entrano nel parco hanno già prima, diciamo, sanno già che cosa possono trovare, i servizi possono scegliere prima dei pacchetti, dei servizi, per cui insomma tutta la giornata se vogliono è impegnata dalla mattina alla sera e poi anche alla ristorazione, diciamo la cena che può essere diversa in diverse location. Sara, lo scorso anno tu hai partecipato alla prima edizione di Miss Terme di Colà. Esatto. Eri già stata in questa location straordinaria oppure era la prima volta? Una volta c'ero stata e quindi posso confermare che è una continua scoperta questo parco perché ha 1000 servizi da offrire
è un viaggio veramente immersi nella natura e quindi si ha sempre modo di rilassarsi e scoprire sempre lati che magari risultano nascosti. In realtà è bello appunto girare e vedere le offerte che ci sono. Ecco, tra le altre è importante ricordare anche che tantissime squadre sportive di alto livello hanno scelto il vostro centro per prepararsi, giusto, a livello atletico. Sì, abbiamo iniziato questo percorso alcuni anni fa, partendo da una sponsorship che ormai si è consolidata negli anni con la nostra squadra, diciamo, del cuore, la squadra del Verona, l'Hellas, e poi da lì abbiamo attirato tutta una serie di squadre di vario carattere provenienti da vari stati, Germania, Austria, Svizzera, Australia. Abbiamo appunto adesso la Milan Academy, che è venuta già un paio d'anni fa, sta riconsiderando un nuovo soggiorno lungo. Altre squadre australiane stanno considerando appunto di utilizzare il nostro parco come punto di punto fermo per i loro ritiri. E quindi questa scia ne intendiamo portare avanti, perché per noi c'è una benata fondamentale tra quello che è il benessere e anche lo sport, e poi diciamo il livello dopo, che è quello della riabilitazione e del recupero motorio. Portiamo avanti questa filosofia sempre secondo il motto mens sana in corpore sano. Un altro aspetto importantissimo sicuramente è la qualità dei servizi che offrite ai vostri clienti, ai vostri ospiti. C'è un'attenzione particolare. Esatto, certamente noi siamo sempre molto attenti ai servizi come vengono offerti da tutto il personale all'interno del Parco Termale del Garda, e siamo molto anche inclini a leggere o sentire ogni possibilità, e quando un cliente ha un suggerimento noi lo ascoltiamo molto volentieri, perché magari ci può aiutare a crescere anche nel miglioramento. Ovvio, noi cerchiamo di essere il più perfetti possibili, ma tutti sappiamo che lavorando ci possono essere delle cose, però l'obiettivo nostro è quello di dare un'attenzione al cliente a 360 gradi, sia quando è da noi e anche post, che magari può darci qualche suggerimento o qualcosa affinché ci possa aiutare nel miglioramento continuo. Chiediamo agli stessi clienti che magari hanno fatto delle recensioni e che qualche volta non possono essere meno, diciamo, gratificanti per noi rispetto ad altre, chiediamo addirittura di essere contattati per capire bene che cosa è successo, qual è stato il motivo di disguido, perché io penso sempre che noi dobbiamo funzionare bene sia quando dentro il parco abbiamo 200 persone, che per noi è un numero piccolo, perché appunto il parco è molto grande, quindi offriamo disponibilità di ampi spazi, ma anche quando ne abbiamo 2000, perché proprio questa possibilità di ritirarsi in angoli, di dare la possibilità agli ospiti di trovare dei posti dove accomodarsi, pranzare, fare dei picnic, portarsi addirittura il loro pranzo da casa se non vogliono accedere ai nostri ristoranti, ci permette di dare una possibilità a chi viene al parco di godere di questa natura, nonostante ci sia un numero di persone che possa sembrare elevato, ma proprio per l'ampiezza del parco, che ripeto sono 13 ettari, che vuol dire 130.000 metri quadrati, e gli specchi d'acqua sono enormi, il lago principale sono 5.500 metri quadrati, 2.000 metri quadrati è il laghetto, quello che noi chiamiamo il lago piccolo, quindi diciamo in questo modo noi vogliamo arrivare alla qualità del servizio sia quando ci rivolgiamo a piccoli numeri, sia quando andiamo a numeri più grandi, proprio perché magari per la presenza dei ponti, come succederà appunto nei prossimi in questi giorni. Abbiamo visto in onda proprio qualche secondo fa delle foto davvero molto molto belle che ci raccontavano in immagini la cromoterapia della quale ci ha parlato la dottoressa Nalin. Beh, di sera insomma diventa uno spettacolo. È stato molto apprezzato, prima era bello, però credo che abbiamo dato ancora un po' di magia in più con questo gioco di colori, che non sono eccessivi, non è un Luna Park, ma crea ancora più atmosfera. Esatto.
Abbiamo visto anche acqua pura, ovviamente, che è la vostra fonte primaria, giusto? La vostra risorsa più preziosa. Fa la differenza sicuramente, dobbiamo considerare altri stabilimenti termali anche al di fuori, famosi come Abano Terme eccetera, che deve raffreddare l'acqua e quindi comunque viene manipolata. La nostra invece, non venendo toccata, chiamiamo così, avendo tutti i principi all'interno, ovviamente viene molto apprezzata sia dal punto di vista riabilitativo, da un punto di vista anche dermatologico, ovviamente è importante. Siamo riconosciuti ovvio dall'ASL e grazie quei decreti del Ministero della Sanità, e qui proprio io ci tengo sempre a parlare dell'acqua perché è la nostra risorsa primaria e noi poniamo estrema attenzione. Abbiamo sviluppato anche una serie di prodotti con la nostra acqua termale proprio perché gli esperti, i chimici che abbiamo consultato sono rimasti sbalorditi andando, diciamo, alle nostre fonti e in qualsiasi momento prendere campioni d'acqua che era sempre batteriologicamente pura, quindi senza alcun trattamento l'acqua esce pura e senza alcun batterio. Ebbene, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, non andate via, però perché tra pochissimo vi presenteremo anche la seconda edizione di Miss Terme di Colà. A tra poco!